Euroregione News. Marina Massironi, a Talmassons la cultura per tutti, a Udine per gli studenti. All'Auditorium Zanon di Udine oltre 500 studenti delle superiori iscritti nelle scuole della provincia di Udine hanno partecipato a una conferenza intervista prima di godersi lo spettacolo che parla di artisti, letterati e personaggi storici confrontati e rapportati ai nostri giorni. La sera, nel polifunzionale di Talmassons, lo spettacolo per il pubblico Ma che razza di Otello, con Marina Massironi introdotta dal sindaco di Talmassons Fabrizio Pitton. Ci diamo l'onore di aver chiamato Marina Massironi assieme innanzitutto a Piero Sidoni. E questo progetto importante è un progetto 10+, per una commissione di 16 scuole, un progetto di didattica di connessione tra teatro e scuola, e abbiamo individuato in Marina, che ci ha dato la sua disponibilità, proprio l'idea di costruire poi questo progetto che ha questa tappa, diciamo, finale in serale anche all'Auditorium di Talmassons, ma anche una connessione. Mi piace molto pensare che i ragazzi che hanno visto la mattina lo spettacolo, oggi qui troviamo i loro genitori, i loro figli, a vedere anche loro questo spettacolo. Penso che questa connessione venga anche dopo, cioè proprio ci faranno delle domande, penso che questo continui, proprio questo teatro vivo, mi piace questa idea. E Marina ha voluto fare questo e noi siamo orgogliosi e la ringraziamo anche adesso. Sono io a ringraziare l'amministrazione di Talmassons per avermi dato questa opportunità, anche perché è raro, no, costruire dei progetti ad hoc che abbiano questa connessione tra scuola e teatro, no? Anche perché noi abbiamo bisogno del pubblico, il pubblico deve formarsi, deve crescere amando il teatro così come l'abbiamo amato noi da piccoli. Si è persa anche un po' forse la tradizione, no? L'abitudine ad andare a teatro, sono cambiate un po' le abitudini in generale, no? Per i giovani insomma è un po' più difficile andare a teatro, quindi il fatto di fargli scoprire che cosa può essere è una cosa importantissima, l'educazione è una cosa veramente molto importante. Il fatto di farlo poi in una maniera quindi appunto già molto vicina al teatro, non una lezione ma così anche se è un reading, però insomma una forma già più vicina allo spettacolo, e poi poterlo anche portare a un pubblico diverso mi dà anche la possibilità di fare una classifica del pubblico. Qual è il pubblico migliore? Quello dei ragazzini o quello degli adulti? Allora, Talmassons l'ho trovata di sfuggita, nel senso che io sono arrivata oggi pomeriggio qui a Talmassons, per cui magari domani mattina prima di ripartire mi faccio un giretto. Ho visto che ha 2 municipi, un sindaco che però ha 2 municipi. È una fortuna, 2 municipi mi cacciano da uno, vado dall'altro. E quindi farò un giretto. Il Friuli l'ho visitato tante volte, però non ero mai venuta a Talmassons, quindi insomma. Allora io ho in cantiere, anzi ha già debuttato e sarà in tournée il prossimo anno, Le verità di Bakersfield, che è un bellissimo testo di Steven Saxon, autore americano. Lo spettacolo ha la regia di Veronica Cruciani e siamo io e Roberto Citran in scena, ed è un testo molto molto affascinante, è una commedia con anche dei momenti più intensi, più drammatici, sulla verità che sta nell'arte, sul vero e falso, e su chi ha il potere di dire che cosa è vero e che cosa è falso, che è un tema molto molto attuale. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.